Come ogni mese ritorniamo a sfogliare l'arena di Pola e non può mancare il suo direttore Viviana Facchinetti. Ciao Viviana, ben ritrovata. Buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, pronti a sfogliare sempre più corposo, Sì, sì, sempre sì, più sì. notizie, sempre più aggiornamenti, approfondimenti. È vero, è vero, è vero. E poi un bel numero in grande, a tutta pagina, 79 anni insieme. Bello. Infatti, perché il 29 luglio l'Arena ha compiuto 79 anni e non è da poco, calcolando che è un giornale storico, se calcoliamo anche tutte le sue vicissitudini che hanno attraversato veramente la storia dal 29 luglio 1945 e che comunque, nonostante il nonostante, il giornale è sempre uscito. E quindi pensa un po', è un bel record assolutamente, è Quindi vero. è veramente, sì, definirlo storico non è un di più. Infatti, infatti, e vedo anche la pagina, cos'è la prima pagina del primo numero, immagino, quella Sì, pubblicata. sì, 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 è quello che è Mhm. uscito, il foglio, diciamo, Il perché foglio, sì, sì, che era che- del 29 luglio del 45, abbiamo subito tirato fuori dall'archivio perché insomma è un ricordo non da poco, no? E infatti infatti. per questo abbiamo messo 79 anni insieme. Bene, bene, bene. Pensa al prossimo anno, che Devo festeggiamenti. organizzarmi già. Incominci già adesso a prepararti, dai, è vero. Bene. Bene, comunque sembra è una fatica, ma è anche una soddisfazione, ecco, Certo, diciamo. certo, certo, certo. Bene, quindi Allora cominciamo ad aprire, arriviamo al sì, sommario. esatto. Prime pagine abbiamo messo appunto, c'è stata una settimana piuttosto importante, da prima pagina Mhm. per le iniziative di Trieste, appunto c'è stata questa settimana sociale a Trieste che è stata aperta dal Capo dello Stato ed è stata conclusa da Papa Bergoglio, quindi abbiamo dedicato le varie pagine dove appunto sia con documentazione fotografica che come anche commenti e approfondimenti ci sono stati vari interventi e la descrizione dell'evento, no? Ecco. Certo, certo. Però sempre fra le varie iniziative è un mese caldo, Mhm. non soltanto meteorologicamente parlando, ma anche per il fatto che pullulava anche di iniziative, no? Ecco. E abbiamo ricordato appunto la Lusin Piccolo che dopo essere stata a Trieste è arrivata c'è la Palinuro che dopo essere arrivata a Trieste è approdata a Lusin Piccolo, Mhm. no? E la cosa bella è stata perché ero in contatto con amici di Lussino che mi hanno mandato la foto proprio in tempo reale quando la Palinura è arrivata a Lussino, no? Mm. E per cui mi è sembrata una cosa molto bella, descriviamo appunto la soddisfazione, le finalità e corredata, accessoriata, circondata anche da varie iniziative di questo mese che testimoniano l'orgoglio italiano perché abbiamo l'Amerigo Vespucci e le frecce tricolori che E poi si sono quindi, incrociate anche oltreoceano. che immagine, bellissima, bellissima, veramente, molto E bella. poi abbiamo ripreso però, sempre parlando delle nostre terre, il comunicato che abbiamo ripreso dal sito ANVGD dove appunto si annuncia Mhm. la vendita o la messa in vendita delle case lasciate dagli esuli a Dignano, no? Quindi Certo. questo è un primo avviso, una prima informazione, poi Mhm. approfondiremo. E poi c'è l'evento anche di questo mese che poi c'è il passaggio del testimone ai vertici di Federesoli. Certo. Eh, Nuovo quindi presidente Renzo Codarin. sì, e il past president De Vergottini diventa Mhm. presidente onorario. Ecco, Quindi due figure molto esperte che hanno tanto attive nell'ambito del mondo dell'esodo, degli esuli, eccetera, per cui c'è il loro saluto d'ingresso e qualche traccia delle loro linee programmatiche, no? certo, certo. Bene, quindi anche questo. Poi vedo altre iniziative, storia della Sempre di frontiera luglio, adriatica. sembra Mm. incredibile, tutti dicono a luglio vacanze, no, invece tutti, Sì, hai tutti sulla voglia. breccia. E infatti dall'1 al 6 luglio a Mhm. Brescia
si è svolta la quarta scuola estiva che crescendo di interesse e di successo, no? Certo. Perché la scuola insegnare ed insegnare praticamente, no? Mhm. Per gli insegnanti, perché sai che per tanti anni se c'è stato un vuoto nell'informazione sulla nostra storia, è quella che cominciava già dalla scuola. Assolutamente, Eh, ecco, certo. mentre invece adesso c'è tanta attenzione, ci sono anche i supporti, ci sono le leggi giuste, è sempre in evoluzione, in miglioramento, per cui gli insegnanti dimostrano sempre più interesse ad approfondire, a conoscere e sapere, seguiti anche dai loro studenti, no? Mhm. E infatti ci sono state queste giornate a Brescia, frequentatissime perché ci sono stati tanti iscritti, anzi purtroppo non c'era posto per tutti Mm. e quindi si sono avuti dei grandi risultati. E nello stesso tempo, sempre per il tempo di conoscere, come intestato l'articolo della pagina successiva, c'è stata la presentazione a Roma Mm. del DVD Il medico eroe venuto dall'Istria, ovvero Geppino Micheletti. Ok. E quindi è stato realizzato questo DVD dove Francesco Fagnani racconta i risultati delle sue ricerche, spiega la biografia, non soltanto attinente a quello che può essere il dramma e la tragedia di Vergarolla, ma anche quello che è stato la vita drammatica, la sopravvivenza di due genitori a cui sono stati strappati in quella maniera i figli, i parenti, i familiari come a Vergarolla, e quindi racconta quello che ha trovato, che ha ricercato, e anche nell'ospedale in cui Micheletti poi operò una volta che fu esule in Italia, no? Certo, certo. Poi ancora c'è tanta roba questo mese, veramente incredibile. Va bene. Sì, tocchiamo tutti i tasti, veramente facciamo un Tutti, concerto. tutti, tutti, tutti. Infatti parliamo anche di vino, Eccolo qua. calcolando che abbiamo un profondo conoscitore, esperto agronomo, eccetera, Costantini, che ha fatto un bellissimo pezzo di approfondimento sulla Malvasia, che è Hai detto il nome niente. greco di un vino istriano. Ecco. E dopo c'è sempre con la sua sottile ironia che dice: è istriano anche quando è fatto in Friuli, ma i furlani sono fatti così. Perché appunto anche lui, no, è friulano, no? Ma Certo. bellissimo perché si scopre tanto e si sorride anche leggendo, quindi una lettura interessante ma leggera. Certo, certo, certo. Molto interessante, molto bella, anche ci sono delle immagini, bello, complimenti. Sì, 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 sì. Mm, E mm, beh, c'è anche uno delle fra le varie immagini, c'è anche un'immagine ripresa che ha fatto Gigi Vidris, mhm. e sai che sono in contatto, mi sembra di averlo già raccontato in un'altra puntata, dove appunto la nipote di Gigi Vidris apprezza molto anche questa attenzione per il suo avo, Mhm. e quindi dice sempre di mandargli le cose che scopriamo e le cose che pubblichiamo, no? Certo, Naturalmente. certo. Poi vedo ancora Straulino. Sì, allora in più riprese, no? Perché appunto di Straulino si parla anche con la Palinuro che abbiamo citato Sì, prima, perché sì. appunto Lussino, la patria dell'ammiraglio, eccetera. Poi appunto c'è questo incontro a Venezia, un incontro preparatorio per ammiraglia a Venezia Pola Lussino, che è un qualche cosa che è in programma a luglio 2025, dedicato, collegato a Go 2025, Capitale Europea della Mhm. Cultura, e quindi c'è la presentazione. E sempre a forza di scoprire, sai che abbiamo sempre tanta attenzione anche per quello che sono i giovani che si avvicinano, che si interessano, che scoprono, che raccontano. E in questo caso abbiamo dal titolo Viaggiare, scoprire, conoscere. Sono i ragazzi che assieme al professor Pilotto hanno fatto una bella trasferta nei Balcani, e Mhm. quindi raccontano degli incontri, di quello che hanno trovato, delle varie riflessioni, è bellissimo. Come sempre per persone agili e scattanti, dinamiche, c'è stata la prima corsa del ricordo ad Aversa. Certo. E quindi anche là bellissimo, quindi c'è tanta
attenzione che circonda il nostro mondo, la nostra storia, ma anche tutte le varie iniziative e vari eventi, no? Quindi è una cosa pulsante Mm, che mm. sta camminando e sta correndo come la corsa del Come la ricordo. corsa del ricordo, sì, sì, 7 luglio ad Aversa. Sì, 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 Bene. sì, sì. Sempre con le varie tempo anche di rinnovi di Mhm. consigli direttivi, eccetera. Franco De Grassi è stato confermato Bene, presidente dell'IRCI, bene. quindi in contemporanea facciamo anche un approfondimento sulle varie mostre, una più bella dell'altra, Mhm. che hanno luogo all'IRCI via Torino a Trieste. E veramente le persone ammirano e apprezzano, tornano anche più volte a visitare queste mostre perché sono fatte veramente in maniera sapiente. Certo. Tempo. Vedo il premio Tomizza, vedo. Sì, allora tempo di rinnovi anche nell'ambito del Lions, come avevamo già anticipato, il Lions Club Trieste Europa, dove il martello, simbolo del Lions, Mhm. è stato consegnato da past president Luisa Polli al nuovo presidente Ugo Gerini, che è già stato presidente con bellissimi risultati, iniziative, e che quindi ci illustra un po' i suoi programmi e naturalmente in prima linea racconta anche di quella che sarà l'organizzazione per il premio Tomizza per il 2025 e dove io darò allora, non dico il martello, ma insomma No, sì, simbolicamente simbolica, esatto. la fascia. Bene, bene, bene. Quindi vedo anche qui belle immagini, si va verso il premio Tomizza, bene. Poi Sì, sì. ancora. Poi appunto sempre con le varie incredibili, pulsanti iniziative abbiamo il fondo della NVGD, è stato Mhm. dato alla Biblioteca Civica di Verona, quindi Bene, abbiamo messo anche tutti i vari contatti per informarsi e poi le pagine che abbiamo inaugurato la scorsa volta sul ricordo è giovane, no? E certo. quindi le pagine centrali vengono dedicate ai giovani che seguono, che si interessano, che vengono informati e che informano, quindi bellissimo. E quindi stavolta c'è la presentazione da parte anche di un loro insegnante, di una past president, della dinamicissima e ingambissima Anna Maria Crasti, che è sempre attiva e anche diciamo che tante iniziative avvengono in scia a quello che è stato il suo avvio, no? Però appunto questi ragazzi si sono tanto entusiasmati, tanto appassionati, più che entusiasmati, una passione entusiasta e hanno addirittura creato un fumetto e allora abbiamo dedicato un paio di pagine anche al loro fumetto con la spiegazione da parte dei ragazzi del perché di questa iniziativa che è stata riconosciuta, ha avuto il premio, insomma ecco, ha avuto dei Bene. riconoscimenti, quindi belle Molto cose. carini i fumetti, io sono appassionato e molto bello. Vedo che sono state messe le immagini proprio di questi Certo, fumetti, certo, 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 sì, in maniera che appunto rende l'idea di quello che hanno fatto sti ragazzi, di cosa certo, hanno imparato e di cosa trasmettono. certo, bene. Poi, E abbiamo le pagine del Ci scrivono, stavolta l'abbiamo dedicato alle belle notizie. oh, meno male, dai, ci vogliono le belle notizie. Allora, a parte il compleanno dell'Arena, Mhm. abbiamo le nozze di Lapislazzuli perché sono andata a cercare gli anniversari. Ok, Allora, sono le nozze di Lapislazzuli per Claudio Fragiacomo e Anna Maria Crasti Fragiacomo e le nozze di Titanio per Lella e Pino, originari di Pola. E bene, poi c'è il dottor Ezio Babuder che ha tagliato il traguardo degli 80 anni e quindi soprattutto ho dedicato lo spazio per fargli gli auguri anche perché dopo che una vita di successi, un percorso molto applaudito, comunque lui antepone prima di tutto sempre fra le sue note di presentazione quella che malinconicamente recita visto partire da Pola sul Toscana il mhm, 21 febbraio 1947. Non c'è occasione in cui non sottolinei questo suo doloroso distacco. Ecco. Comunque gli abbiamo fatto tanti auguri anche per l'applaudito traguardo degli 80 anni. E abbiamo l'orgoglio di un padre che ci racconta dei riconoscimenti alla figlia e c'è anche un Mario Costanzo che ha dedicato in questo caldo estate ha dedicato una poesia a quello che è stata
i suoi sentimenti, le sue cose, calcolando che lui questo l'ha pubblicato nel sito della pagina di Isola Sempre Nostra. Certo, bene, anche questa vedo ottima poesia. Poi ancora abbiamo Per la storia storia, arriviamo storia. alla Mhm. ricerca e quindi qua parliamo di storia antica e abbiamo le abitazioni degli antichi Istri, sempre tratti dai commentari storico-geografici di Monsignor Giacomo Tomasini, Mhm. sempre curati dall'Anna Maria Crasti, e nello stesso tempo c'è un altro passo verso il Museo del Ricordo a Roma, e con Mhm. la soddisfazione di Federesuli per questi passi che vengono fatti in maniera che ci sarà un contenitore mirato, no? Ecco. Certo. E è un ricordo anche un anniversario sofferto, più volte portato avanti in maniere contrastanti, e c'è il discorso del luglio dell'anniversario anche dell'incendio del Balkan, eccetera. Mhm. Già a suo tempo avevo anche prodotto, e sarà riprodotto in un'altra occasione, il verbale dei vigili del fuoco di quel lontano giorno, però soprattutto qui ho ricordato la figura di Tommaso Gulli, perché tante persone passeggiano, dicono ah sì sì, ieri in Riva Gulli, eccetera, però non sanno a chi venga intestata questa riva, per cui raccontiamo un po' la figura di Tommaso Gulli, ecco, Bene. e gli eventi che sono a lui legati. Poi Poi e adesso partiamo, ma no, io vi risparmio, bisogna essere incuriositi e andare a leggere nell'Arena, perché ci sono 2 pagine di piene zeppe, notizie. dappertutto, arrivano dappertutto, arrivano. Da qui e da lì e da tutto il mondo. Esatto, esatto, esatto. Quindi da E, vedere, da scoprire. e nell'angolo del dialetto dedicato alle pagine lasciateci da Roberto Stan, c'è il racconto dedicato alla vela, mi sembra attinente, no? Con questo Direi, periodo, e certo. anche abbiamo pescato un paio di proverbi e modi di dire istriani corredati, naturalmente, visto che parlano di mare, di tempo, eccetera, abbiamo messo delle bellissime fotografie. Certo. Poi Itinerari di Marina Parladori un mare di sono sempre molto porpora. attesi. Mare Certo. di Porpora, e ci porta a Zambrattia e ci racconta come sempre approfondimenti storici, geografici, curiosi, e corredati anche qui da bellissime fotografie scattate proprio dalla Marina Parladori. Mhm. E poi le rubriche, i cognomi istriani, stavolta è Gropuzzo, Ah, poi la Gropuzzo. ricetta dei scampi alla busare. Uh, mi fa venire una voglia di mangiare già a quest'ora. Sì, anche perché Ah, comunque è attinente con la stagione. Poi abbiamo il cassetto dei ricordi, no? Che andiamo sempre a pescare, sono sempre curiosità interessanti, anche mhm. molto lontane. Quella mi ha colpito questo biglietto direttissime a Fiume Trieste, lire 35. Mamma mia. Ecco, un biglietto così, è una cosa. Ecco, anche chi ha conservato queste cose, no? Certo, Colpisce, no? Questa cosa. E poi abbiamo lo spazio dedicato alle persone che ci sono ancora vicine, ma purtroppo solo nel ricordo, perché certo. purtroppo materialmente non le abbiamo vicine, però le pensiamo. E poi concludiamo la grande Mhm. ricordando che ci ritroveremo a Pola dal 13 al 17 settembre, e quindi con il termine della scadenza per le prenotazioni, che è il 18 agosto. Certo. Ecco. E quindi chi ha piacere anche di fa parte del nostro gruppo, della compagnia, di queste giornate così varie, con un programma molto interessante, e abbiamo dato le notizie, insomma, di quello che succede a noi, anche buono sapersi il fatto della nuova sede della NVGD di Gorizia, insomma, ecco, concludiamo con un buono a sapersi, Bene, ecco. buono a sapersi, perfetto, benissimo. Come vedete, sempre più ricca l'arena di Pola e ogni mese noi la sfogliamo insieme a Viviana Facchinetti e al suo direttore, ed è un piacere ovviamente averla sfogliata, ma adesso bisogna andarla a leggere, ovviamente, quindi con tutte le cose importanti. Grazie allora Viviana, noi so che stai già lavorando al nuovo numero,
ti Eh sì, un numero attendiamo. impegnativo anche perché Mm. calcolando che c'è l'anniversario di Vergarolla, no? Quindi sicuramente sarà un numero da sfogliare e da leggere con grande attenzione. Grazie Viviana, ci risentiamo il prossimo mese allora. Alla prossima volta a tutti, ciao! Ciao, ciao, ciao.